Psicoalimentazione, il piacere di nutrirsi, questo è il titolo di un appuntamento organizzato dal Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di Agrigento in Via Dante, tra i relatori anche la dottoressa Laura Alfano, biologa nutrizionista. Qual è stato il suo intervento? L'incontro di oggi è stato fondamentale per seminare l'importanza di non dividere la mente dal corpo, come è importante praticamente il piacere del nutrirsi e come sia importante unire all'alimentazione anche al piano terapeutico, anche l'incontro, il confronto anche con una nuova figura, con il professionista che sia lo psicologo. Qual è l'obiettivo di questo incontro? Sensibilizzare il territorio, promuovere il benessere dell'individuo attraverso un'integrità mente-corpo, che è quella che è proprio il nostro modello di psicoterapia poi ci ha insegnato, attraverso degli strumenti che ci permettono di agire sull'individuo in modo netto, preciso, molto chiaro, in una visione della persona nella sua integrità, nella sua interezza, e quindi l'alimentazione è stato calzante soprattutto per il periodo, no, di preparazione all'estate, e poi perché attraverso il lavoro clinico della dottoressa Alfano ma anche il nostro di psicoterapia ci ha fatto capire come questi due ambiti siano fortemente collegati, proprio perché alla perdita di peso è legata moltissimo il vissuto della persona, quindi tutto ciò che ha a che fare con la perdita di peso non ha a che fare soltanto con il corpo, bensì tutto ciò che concerne la persona nella sua interezza, quindi le emozioni, il piano fisiologico, il piano posturale, tutti i vissuti. Un aspetto interessante oggi è stato anche quello di soffermarci a parlare anche dell'età evolutiva e come della prevenzione che deve essere fatta sin da bambini. A breve ci sarà anche un laboratorio che continua questa esperienza, questa giornata. Sì, è stato proposto alla luce del filo conduttore di questa giornata del benessere della persona, sia dal punto di vista fisico che mentale, quindi psichico, un laboratorio benessere in forma che avrà luogo il 27 maggio alle 17 presso la nostra sede, in cui il primo incontro sarà gratuito. Vi aspettiamo numerosi, spero che possa essere un incentivo anche alla luce dell'inizio della stagione estiva.